Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, tanti auguri di buon Natale e buone feste da tutti noi. Natale con noi, il programma che vuole tenervi compagnia nel corso delle festività natalizie e quest'oggi con piacere ospitiamo per la prima volta qui nei nostri studi il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio. Monsignor Battocchio, io la ringrazio e la saluto. Benvenuto qui nei nostri studi. Grazie, grazie e un augurio cordiale a tutti e a tutte. Allora, sarà questa l'occasione per ripercorrere un po' questi 7 mesi che la vedono camminare insieme alla comunità della diocesi di Vittorio Veneto. Era lo scorso 25 maggio quando Monsignor Riccardo Battocchio ha fatto il suo ingresso in diocesi, lo ricordiamo. Ma prima di ripercorrere insomma questi 7 mesi, io le chiedo, Monsignor Riccardo, come sta? Sto decisamente bene, dopo 7 mesi molto intensi, ma non mi hanno messo troppo alla prova. Ecco, credo di avere ancora qualche energia per continuare e spero di poterla mettere a disposizione di questa diocesi che sto cominciando a conoscere un po' alla volta. Ecco, dicevo, data campale, diciamo, e data storica anche per la nostra diocesi, quella del 25 maggio, ma prima lei come ha così vissuto le settimane, i mesi che hanno preceduto il suo ingresso in diocesi? Nella normalità di una vita piuttosto intensa, nell'impegno con la comunità di formazione dell'Almo Collegio Capranica, seminaristi, giovani preti, studenti a Roma, negli ultimi impegni legati all'attività di segretario speciale del Sinodo dei Vescovi e quindi non ho avuto molto tempo per sospendere le attività prima di arrivare in diocesi. Ho concluso i corsi universitari alla Pontificia Università Lateranense e alla Pontificia Università Gregoriana proprio il 20 maggio e sono partito da Roma il 23 e il 25 sono stato ordinato, quindi nella normalità della vita. Ecco, una giornata storica, dicevo, quella del 25 maggio, credo che abbia sentito sin da subito l'abbraccio della comunità vittoriese. Che ricordi ha di quella giornata? Decisamente. Un abbraccio, un reale abbraccio. C'era il sole dopo alcuni giorni di pioggia, anche questo ha aiutato, e ho visto tanti volti di persone conosciute nel corso degli anni, tanti volti nuovi e mi sembrava di cogliere il piacere di essere là. Io spesso ho commentato quel giorno riferendomi all'espressione di Papa Francesco, il piacere spirituale di essere popolo. Mi pare di aver percepito nei volti, nei canti, nella celebrazione stessa, proprio il piacere di essere là non tanto per Riccardo il Vescovo, ma come Chiesa, come popolo che vive un momento particolare di una storia molto lunga, molto articolata e che continua anche attraverso la presenza del Vescovo. Dei tanti momenti che hanno costellato quella lunga celebrazione, ce n'è uno che ricorda in particolare? Senz'altro il momento della litania dei santi prostrato davanti all'altare, poi chiaramente l'imposizione delle mani che segna un passaggio anche personale molto molto forte in una storia di successione apostolica in cui il Vescovo è inserito con la sua Chiesa, ma è stato molto bello anche il momento in cui dopo, verso la fine della messa, l'uscita per incontrare anche le persone che stavano in piazza e l'abbraccio di pace. È difficile dire un momento, ho vissuto quella celebrazione come una preghiera, ecco, grazie anche a un'ottima preparazione, ai ritmi giusti e alla serenità anche che mi dava il fatto di sapere di essere in buone mani, ho vissuto come un momento di preghiera, ecco, realmente questa celebrazione del 25 maggio.
Ecco, dal momento del suo ingresso in poi c'è stata un'agenda molto fitta. Sì. Non sono venuto qui per riposarmi. Ecco, certamente, certamente. Tantissimi incontri che lei ha fatto, tante le persone appunto che ha avuto modo di incontrare. Proprio nelle prime settimane, quali sono state le prime impressioni e magari anche i primi incontri che le hanno lasciato il segno? C'è stata una scelta molto precisa, condivisa con l'allora vicario generale Monsignor Martino Zagonel, di iniziare proprio la presenza in diocesi incontrando i preti, i presbiteri diocesani. Già il giorno successivo all'ordinazione sono andato nella casa di riposo Immacolata di Lourdes, i preti anziani lì presenti, e poi via via l'incontro dei presbiteri diocesani nelle 12 foranie, dedicando una mezza giornata, una giornata in base anche al numero dei presbiteri, per ascoltarli, per farmi un po' conoscere e per iniziare a conoscere loro. Ecco, questa è stata la scelta che credo abbia aiutato molto me e spero anche il presbiterio diocesano a trovare un ritmo giusto, almeno iniziale, per camminare assieme. Poi ci torneremo appunto sul presbiterio diocesano. Una delle sue prime dichiarazioni è stata: devo imparare a fare il vescovo. Sì. E io le chiedo, ha imparato in questi mesi? Sto imparando e credo che fino alla fine imparerò. Non si impara una volta per sempre, perché poi gli incontri permettono di approfondire anche la conoscenza di sé in quanto vescovo, e spero di continuare a imparare fino alla fine. Ecco, Mentre sempre poi entreremo in altri temi e volteremo pagina, insomma una delle peculiarità della diocesi di Vittorio Veneto è una residenza vescovile piuttosto importante. Com'è il panorama dal castello di San Martino? Allora, negli anni, da quando sono prete, forse anche prima, sono stato bene dove mi hanno messo, quindi quando ho visto quella residenza, chiaramente sapevo che il vescovo di Vittorio Veneto abitava in un castello, ma ero un po' quasi preoccupato che fosse una situazione di isolamento. In realtà poi molto presto ho compreso che è un luogo vissuto, un luogo di incontri, ci sono persone che vengono volentieri, non mi sono sentito isolato. La casa è una casa più che dignitosa, ma non tale da perdersi. Ecco, diciamo che mi sono sentito subito a casa in quel luogo, che permette un po' di avere uno sguardo sulla pianura. Ogni mattina quando apro la finestra, ecco, sono sollecitato a un pensiero, anche una preghiera per la diocesi, per la parte della diocesi che mi sta alle spalle, la Vallata, lo Zumellese, e poi per la parte che mi sta di fronte fino a Ceggia, Torre di Mosto, San Giorgio di Livenza. Ecco, idealmente dal castello si abbraccia tutta la diocesi. E lei ha fatto riferimento all'estensione della nostra diocesi. Quanti chilometri ha macinato in questi mesi? Tanti, ma non è una cosa che mi affatica, anche perché è un territorio, sì, adesso non saprei quantificare, ma non mi stanca, e è ben collegato il territorio, quindi è poi piacevole. La cosa bella, che ho detto anche a qualcuno in questi tempi, è che dopo 6 anni di vita nel centro storico di Roma ho potuto assistere un po' al passaggio delle stagioni, dall'estate, fine primavera-estate, l'autunno, l'inverno, e anche questo è stata una piacevole sorpresa. Diciamo, le montagne aiutano il panorama. Le montagne, le colline, la pianura, insomma, anche questo aiuta, sì. Certo. Ecco, il suo predecessore, sappiamo, Monsignor Corrado Pizziolo, che salutiamo, utilizzava il giardino, i giardini del castello, anche come così, momento per meditare, per pregare. Anche lei fa lo stesso? Sì, volentieri, al mattino,
il giardino. Poi ho scoperto anche i sentieri che portano a San Paolo, al Monte Altare, quindi in base ai tempi disponibili, però qualche camminata sì, verso San Paolo e verso il Monte Altare al mattino presto mi aiuta anche a iniziare la giornata a pregare anche. Quindi c'è la possibilità di incontrarla sui sentieri vicino al castello? Sì, sì, ecco, anche per me è una bella occasione, ho incontrato qualcuno, qualche appassionato quindi voltiamo pagina, lei è entrato a far parte della conferenza episcopale triveneta, come è stato accolto dagli altri vescovi del nord-est? mi sembra in maniera molto naturale, un po' li conoscevo, mi conoscevano, alcuni sono della diocesi di Padova, altri ho avuto modo di incontrarli nel corso degli anni, anche lì è un ambiente da conoscere, le dinamiche sono da capire, ma mi pare di aver colto la voglia di lavorare assieme con le diverse peculiarità del territorio, perché è una regione ecclesiastica appunto triveneta, ma sono 3 regioni amministrative con caratteristiche diverse, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, e anche i vescovi hanno storie diverse, e un po' alla volta anche lì cercherò di capire come essere presente in questa realtà di chiesa, in questa realtà intermedia, ecco, tra la diocesi, la Chiesa italiana e poi la Chiesa del mondo e la Chiesa intera. Ecco, faceva riferimento alla Chiesa italiana, alla Chiesa universale. Quest'anno, il 2025, l'anno che si sta per chiudere, ha visto l'arrivo al soglio pontificio di Papa Leone. Lei ha avuto modo di incontrarlo in alcuni momenti, diciamo così? Momenti ufficiali, sapevo chi era, avevo avuto modo di incontrarlo qualche volta durante le assemblee del Sinodo dei Vescovi, sapevo appunto che era una persona molto stimata, l'avevo ascoltato qualche volta e non mi sono stupito più di tanto quando è stato pronunciato il suo nome dal balcone della Basilica di San Pietro, e poi ci sono stati momenti di incontro con gli altri vescovi sia durante il corso per i nuovi vescovi a cui siamo stati tutti invitati, i vescovi nominati nel corso dell'anno, sia poi nell'incontro della conferenza, nell'assemblea della conferenza episcopale italiana. E soprattutto, ecco, più che gli incontri in questo momento cerco di leggere i suoi interventi, di capire anche come riuscire a far camminare assieme la nostra diocesi con la Chiesa nel suo insieme, le chiese sparse nel mondo che vedono nel Papa il segno di unità, di comunione. Ecco, lei nel suo messaggio per l'Avvento, che poi magari avremo modo di riprendere, ha proprio citando Papa Leone riportato un passo in cui dice: impariamo a lavorare insieme e appunto ci impegniamo tutti quanti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti. Lei ha voluto sottolineare questo aspetto. Sì, che è un po' il tema che la Chiesa nelle sue varie componenti cerca di vivere alla luce del Concilio Vaticano II, di cui ricordiamo i 60 anni dalla conclusione, e del cammino sinodale promosso da Papa Francesco, una Chiesa accogliente, ospitale, capace di camminare insieme con le persone e di accompagnare le persone all'incontro con Gesù. Questa è la cosa che sta più a cuore. Non si è accoglienti, non si è ospitali solo per il gusto di stare insieme, ma proprio perché questo stare insieme ci permette di sperimentare la relazione con Gesù, il Cristo, il suo Vangelo. A proposito di stare insieme, l'abbiamo detto, in questi mesi lei ha incontrato tante persone. Passiamo un po' in rassegna alcuni degli incontri che ha fatto. Per esempio, i giovani. Che tipo di rapporto ha instaurato con i giovani di cui giovani e Chiesa soprattutto si parla sempre magari in maniera così un po' negativa, c'è sempre meno partecipazione, eccetera, eccetera.
come intervenire. Lei dagli incontri che ha avuto con i giovani, ricordiamo ad esempio il grande incontro quest'estate col Giubileo, per esempio, dei giovani a cui lei ha partecipato, come si è messo in relazione con loro? Sì, sento un po' difficile parlare di giovani come categoria, in genere cerco di evitare di procedere per generalizzazioni, perché poi sono persone, ciascuna con la propria storia e chiaramente in relazione l'una con le altre. Ho incontrato, è stata una delle esperienze forse più incoraggianti per me, anche i giovani al Giubileo a Roma, sia incontrati prima al Nevegal, quando con il gruppo di Belluno e Vittorio Veneto hanno vissuto un momento di preparazione, poi ho avuto modo di incontrarli anche dopo in una specie di ripresa di quel cammino. E è stato anche di impatto vedere, erano circa 400 i giovani che hanno partecipato al Giubileo, provenendo dalla parrocchia della nostra diocesi. Anche il numero dice qualcosa di significativo, anche se non è che ci fondiamo sui numeri per capire la qualità della vita della Chiesa. E certo, ecco, io vedo tanti giovani quando vado in giro per i paesi che l'impressione non è che abbiano la Chiesa come punto di riferimento principale. Spero che quei giovani che partecipano alla vita della Chiesa, ai vari movimenti, associazioni, dagli Scout, Azione Cattolica e altre realtà, siano anche per gli altri un segno incoraggiante, uno stimolo a vivere rapporti buoni. So quanti problemi ci sono anche nel nostro territorio rispetto alla vita dei giovani, il rapporto con la scuola da una parte, con il lavoro dall'altra, con le dipendenze di vario tipo dall'altra ancora, quindi c'è tanto da lavorare per riuscire a far sentire che la condizione di chi è giovane non è una sosta, un passaggio che non ha valore in se stesso, ma solo in quanto porterà qualcosa più avanti, ma riconosce il loro valore, il loro apporto, e soprattutto che questo mi preoccupa un po', ma preoccupa tanti, che non si sentono un po' schiacciati da una società che tende ancora, per tanti motivi, a far spazio più agli adulti o agli anziani, che, anche per motivi numerici, che ai giovani. Devono sentirsi parte integrante di questa comunità, anche ecclesiale oltre che civile. Mentre ha incontrato anche tante famiglie, penso magari anche alle tante celebrazioni a cui lei ha partecipato, è stato invitato veramente dappertutto in questi 7 mesi, e credo che poi, insomma, oltre magari agli incontri personali, quelli un po' più dedicati, come dicevamo prima, ha ricevuto l'abbraccio di tante famiglie, tante persone. Ha un ricordo particolare, qualcuno che le è rimasto, un incontro particolare di questi mesi che le è rimasto particolarmente impresso? Beh, gli incontri forse più provocanti sono stati quelli recenti, nelle settimane precedenti il Natale, con alcune comunità, case di accoglienza, case di riposo, giovani, anziani, minori, persone con vicende di dipendenza alle spalle, con percorsi anche molto complicati, che di fatto vengono aiutati a ritrovare un po' il senso della propria dignità, il senso della propria vita. Quelli mi hanno colpito molto, e quindi da una parte la gioia degli incontri con le parrocchie, nelle feste patronali, in occasione delle cresime. È chiaro che quando va il vescovo vede la chiesa piena, è anche facile, poi soprattutto all'inizio forse è l'entusiasmo. Sì, c'è anche una visione, il rischio di una visione un po' distorta anche della realtà, perché appunto poi nella quotidianità forse ci sono aspetti che un vescovo magari non riesce subito a cogliere.
ma appunto dicevo, vedere quanta attenzione da una parte c'è a situazioni di fragilità e quanti bisogni ci sono ancora nel nostro territorio. E poi anche un incontro che mi ha poi aiutato a entrare ancora un po' di più nel contesto è quello con i sindaci, un incontro prenatalizio con i sindaci del territorio. Com'è stato l'incontro con gli amministratori del territorio? Beh, mi ha colpito la loro disponibilità, ecco, pensavo così, un po' che fosse una specie di atto dovuto e quindi, più o meno, sì, non dico sopportato, ma accettato. Invece mi sono accorto con molto piacere che era un momento desiderato, che le persone, i sindaci e le sindache presenti erano contenti di esserci e avevano apprezzato questo invito, l'invito della pastorale sociale e appunto del vescovo, e anche il dialogo è stato bello, Cosa è sincero. emerso in sintesi No, nel corso dell'incontro? è emersa la consapevolezza delle fatiche del territorio, alcune delle quali chiaramente sono condivise dalle comunità cristiane oltre che dalle amministrazioni, però il desiderio anche di lavorare per il bene di questa comunità insieme, ecco, e l'esigenza anche di figure anche autorevoli, e anche la richiesta di essere riconosciuti in qualche modo come figure autorevoli autorevoli nel senso che alle quali è possibile far riferimento perché hanno qualcosa da dare, non bacchette magiche con cui risolvere i problemi, ma una visione della società, del cammino anche del territorio che può aiutare a sentirsi parte di una comunità. E i problemi sono tanti, problemi di mancanza di risorse, si è visto anche nelle recenti elezioni regionali quanta fatica ci sia ancora nel prendere parte, nel sentirsi parte di una realtà come una comunità civile e del prendere parte, la tendenza all'individualismo, la ricerca degli interessi di corto respiro, degli interessi esclusivamente privati, rischia un po' di compromettere quel bene comune che è decisivo per tutti e che permette anche agli singoli poi di star bene. Abbiamo citato gli amministratori locali, abbiamo citato anche su scala un po' più alta la regione, a livello nazionale ma anche, perché no, mondiale. Le chiedo un suo parere riguardo all'operato dei nostri governanti, parlo del governo italiano, ma anche su scala mondiale. Purtroppo, così guardando il telegiornale, molto spesso ci rendiamo conto che forse la ragione non è quella che guida, insomma, così l'andamento di questa nostra società. Penso al perseguimento della pace, che secondo noi, insomma, è un qualcosa di scontato, ma che invece poi, se guardiamo ogni sera al telegiornale, questa pace agognata in realtà non c'è. E sarebbe bello riuscire a partire dalle relazioni anche più vicine, trovare un linguaggio che non sia polarizzante, che non sia solo quello della contrapposizione, non urlare, non usare un linguaggio violento, sarebbe già tanto questo, capire che i problemi sono complessi e problemi complessi non ammettono soluzioni immediate, facili, vanno cercate con pazienza, forse il tipo anche di comunicazione a cui assistiamo, in cui siamo coinvolti, non aiuta sempre. A me ha colpito parecchio il richiamo del messaggio di Papa Leone XIV per la giornata della pace, un richiamo al realismo. Cosa vuol dire oggi essere realisti? Avere il senso della realtà, accettare le cose come vanno, accettare che il più forte abbia ragione. No, il realismo significa cogliere nella realtà le possibilità di bene che esistono, farle crescere, non lasciarsi
troppo coinvolgere da una visione disperata e disperante del mondo. Ci sono motivi di inquietudine, ma è anche possibile rispondere a queste inquietudini con proposte concrete, conto corrente per certi aspetti, sì, ma è compito anche forse di chi ha uno sguardo ampio sulla realtà di andare conto corrente rispetto a visioni parziali, accettando anche la fatica dei tempi lunghi, anche l'incomprensione. Penso che oggi non sia facile da parte di tanti, anche dei mezzi di comunicazione importanti, accettare parole come quelle del Papa rispetto al tema del riarmo, rispetto alla necessità di un dialogo che accetta anche di confrontarsi con chi la pensa in maniera diversa, riconoscendo che, anche se sbaglia, ha una dignità. E quindi non trattarlo come un nemico da eliminare, ma come una persona o una società, una nazione, che pur orientandosi verso percorsi non giusti, non sbagliati, però è un interlocutore possibile. Quindi, questo so che è un andare un po' controcorrente, suona un po' da sognatore e da idealista, ma è quello per cui siamo qui anche in questo mondo. E ci auguriamo che le parole di Papa Leone oggi, ma anche di Papa Francesco ieri, trovino ascolto veramente. Questo è uno degli auspici che possiamo fare. Ecco, che non si arrivi fra qualche tempo a dire ecco, l'aveva detto Papa Francesco, l'aveva detto Papa Leone, l'avevano detto. Ecco, cerchiamo di anticipare, ecco. Monsignor Riccardo Battocchio, torniamo in diocesi. Intanto ricordo ai nostri telespettatori che stiamo dialogando appunto con Monsignor Riccardo Battocchio in questo tempo di Natale. Natale con noi appunto è questa nostra trasmissione che vi porta qui appunto alcune delle personalità del nostro territorio, quindi con piacere stiamo ospitando Monsignor Riccardo Battocchio per la prima volta nei nostri studi. Torniamo a parlare della diocesi. Dicevamo, ha avuto sin dai primi giorni, proprio forse il giorno dopo, l'incontro con il presbiterio diocesano. Come le sono sembrati i suoi preti, e soprattutto le faccio un'altra domanda, perché nel mese di settembre c'è stato un primo avvicendamento, ci sono stati dei cambi che hanno coinvolto, se non sbaglio, 8 parrocchie, giusto? Sì. E quindi per alcuni è destato un po' di sorpresa questo cambio, insomma, a pochi mesi dall'arrivo di Monsignor Battocchio in diocesi. Allora, il presbiterio diocesano. Intanto lo ringrazio perché nei miei confronti si è dimostrato molto accogliente, forse anche un po' curioso, desideroso di conoscere. Non mi sono sentito a disagio, che un po' di familiarità con i preti l'ho maturata nel corso della vita, anche per il tipo di attività e mi sono sentito veramente accolto, un po' guardato con qualche curiosità, nel senso che vediamo cosa ha da fare, cosa ha da dire questo vescovo, ma gli incontri nelle foranie sono stati molto incoraggianti. È stato incoraggiante l'incontro con il presbiterio all'inizio del mese di giugno, in cui è stato possibile anche un po' mettere le prime carte sul tavolo, poi consiglio presbiterale. E l'ascolto e il dialogo con il Consiglio Episcopale, che è quello che ho incontrato, le scelte fatte dal mio predecessore, da me confermate, hanno permesso di arrivare a quelle decisioni legate a necessità contingenti, ma cercando di affrontarle con un po' di criterio, chiedendo anche dei sacrifici a qualche presbitero che ha dovuto reinventare un po' la sua posizione rispetto
alle parrocchie. Chiaramente tutto è nato dalla necessità di provvedere a un nuovo vicario generale dopo i tanti anni, dopo il lungo e intenso e prezioso servizio di Monsignor Martino Zagonel, chiedendo a Don Gianluigi Papa di assumere questo compito di vicario generale. Si doveva provvedere alla parrocchia di Sacile e quindi di conseguenza c'è stato un effetto domino, ma ecco, abbiamo cercato di affrontarlo con criterio, ascoltando, confrontandomi, anche il momento in cui ho chiesto ai parroci di cambiare parrocchia, chiaramente è stato un momento delicato, forte, che ho cercato di vivere appunto nel dialogo, anche ascoltando eventuali difficoltà che si ponevano e poi chiedendo la disponibilità che è propria di un prete a servizio della diocesi. I presbiteri, i sacerdoti diocesani sono a servizio della diocesi, non di una singola parrocchia, e questo credo sia importante, sentirsi a servizio di una chiesa che è costituita da parrocchie, unità pastorali, foranie, ma è una sua unità alla quale mi permetto anche di aggiungere due momenti forti di incontro con il presbiterio, che sono stati le esequie di due presbiteri diocesani, Monsignor Noè Tamai e Monsignor Piersante D'Ametto. Anche questo è stato un momento di incontro con la storia di presbiteri, con il bene, tanto bene fatto, con la stima che tanti hanno dimostrato nei loro confronti. Anche per me è stato un modo di inserirmi nella storia del presbiterio, non solo nel presente e spero nel futuro. Ecco, ovviamente una delle problematiche di cui si parla sempre è ci sono pochi preti, ok? Ci sono pochi sacerdoti. Oltre a questo, quali altre problematiche sente come stringenti, se vogliamo, per la nostra diocesi? Pochi o tanti, questo è anche molto relativo, cioè pochi rispetto a cosa, pochi rispetto ad un modello di chiesa. Forse, ecco, noi continuiamo a pregare e impegnarci perché ci siano giovani che scelgono di dedicare la loro vita al ministero presbiterale, come preghiamo perché ci siano persone che si dedicano ad essere diaconi nella diocesi, ma come preghiamo perché ci siano persone disponibili a svolgere quei servizi, quei ministeri che permettono alla comunità di compiere la missione che le è affidata. Quello che vedo come cammino da fare qui in diocesi, ma in generale nelle nostre chiese italiane, è quello di passare da una visione di chiesa ancora molto incentrata sul presbitero a una visione di chiesa più consapevole che il soggetto è